I proprietari in camera da letto al piano superiore, i ladri che forzano il balcone ed entrano in soggiorno. Ancora un episodio nella Marca flagellata dai furti, l'ultimo a Roncade in via Garibaldi in una villetta a Schiera. Allarmati dai rumori provenienti dal piano di sotto, i proprietari sono scesi, ma i ladri probabilmente sentendoli arrivare sono scappati. Risultato: paura ed infissi scardinati. Le ultime settimane in provincia di Treviso sono state davvero roventi sul fronte dei furti messi a segno o tentati, e non solo nelle abitazioni rimaste vuote per le ferie. Di qui la richiesta al prefetto di Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso. Oggi stesso farò una mail alla prefettura, gli richiederò un attimo di implementare le forze dell'ordine che stanno già facendo il massimo, ma forse ci serve un aiuto, magari come spesso succede dal battaglione di Mestre, per andare a coprire di più il territorio, perché se questo è il preludio di quest'estate, io ho sempre l'ansia di quando arriverà ottobre-novembre, perché c'è un incremento di furti ancora di più. Intanto il comune di Roncade ha rafforzato i controlli della polizia locale ed ha pronto il piano per incrementare la videosorveglianza. Noi come sindaci cerchiamo di fare tutto quanto quello che è possibile per cercare di contrastare il fenomeno. Infatti anche qui nel periodo estivo abbiamo messo in piedi i serali con la nostra polizia locale che gira il territorio proprio per far fronte alle effrazioni nelle abitazioni.